oppure no? Voi li state lasciando i like? Perché questo è un esperimento incredibile. È un esperimento che non si è mai fatto. Almeno. Non l'ho mai fatto io, non in queste condizioni. Se ci siete, battete un colpo. Eh? 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 Vedi? 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 E andiamo. E andiamo, direi di andare. Direi di andare, ci siamo e se mi sentite è tutto a posto, c'è un po' di gente e vediamo di fare questa cosa un po' nuova, eh? Come vedete, loghi, cose varie, se tu vedrai questa live dopo, vuol dire che YouTube non ti ha mandato la notifica e allora io ti suggerisco di iscriverti al canale Telegram, perché sul canale Telegram noi facciamo le notifiche come diciamo noi e quindi è un canale muto che non però ricevete la notifica e tutto a posto. Allora, benvenuti a tutti. Benvenuti, benvenuti, c'è un sacco di gente. Tra un po' interverrà anche un amico bellino ospite in questa live, quindi io potrò riprendere fiato e sentiremo anche un'altra opinione. Brewer, Massimo Matrisciano, Nightbot che giustamente risponde al comando di Juve, Marco Aveta, Mariano, buonasera Marat, il mio moderatore, Enrico Terrizzi, ciao grande amico bellino, Cin Cin, ciao Roberto. Allora ragazzi, prima di tutto 3 punti. Diciamo, mettiamo le cose un attimo in chiaro. Risultato esatto, Napoli-Milan, già, un attimo, piano piano. Davide De Luca, live da te, appena cominciato ragazzi, ho cominciato forse un minuto prima del promemoria e adesso tutti entrano e ce la vedremo tra di noi perché qua è importante. Quindi è una nuova situazione, quindi bear with me, se ci sta un po' di lag, aiutatemi a capire perché è una nuova piattaforma, io così proverò anche a fare altri tipi di live, eccetera, eccetera. Allora, mini editoriale, prima che poi ascolteremo le parole di Gattuso e le commenteremo, dobbiamo parlare della situazione di Mario Rui e di Gulam e dobbiamo parlare di questo Napoli. Un Napoli che, secondo me, ha approcciato benissimo la gara, primo tempo senza storia, abbiamo attaccato tanto, abbiamo tranquillamente dominato la partita, non abbiamo subito praticamente niente e praticamente il Napoli ha fatto quello che doveva fare. Lozano molto in palla, bene anche Insigne, Mertens mi è sembrato propositivo a svariare dappertutto e Osimhen quando non aveva la profondità ha anche lavorato spalle alla porta anche abbastanza bene. Bakayoko fa un inizio horror, subito fa un fallo come se si stesse svegliando in quel momento, dopodiché fa una partita monumentale. Bakayoko una partita monumentale, secondo me anche una partita ottima di Fabian, poi su questo ne dovremo parlare perché qualche amico non era convinto sulla partita ottima per me di Fabian, probabilmente è lui il colpevole dell'occasione che avrà il Bologna alla fine e poi tutto questo viene costellato da una prestazione degli arbitri che non ho mai visto in vita mia. Possiamo parlare nello specifico dell'episodio del rigore che poi scaturisce il fallo di mano, che poi praticamente aiuto Luigi Della Vecchia, guardate, non devo fare lo screenshot, boom! Luigi Della Vecchia mi interrompe. Donate o vi mando Gattuso incazzato a casa. Noi Gattuso adesso lo dovremo ascoltare perché non mi sembrava sereno, ma per motivi molto giusti. E quindi parleremo di questa situazione anche dell'arbitro, dove praticamente il Napoli l'aveva anche chiusa, e quindi non capisco perché se il VAR deve vedere il tocco di mano, non può vedere poi anche la trattenuta che porta al tocco di mano. E quindi è una situazione che veramente, veramente non mi convince, eh? Buco nel regolamento, perché io dal vivo, se voi avete visto la mia reazione e se non l'avete vista andatela a vedere perché merita, perché ho rischiato l'infarto, ho rischiato di farmi cacciare dal condominio. Secondo me c'è il buco nel regolamento, non è possibile che il VAR non può giudicare la trattenuta, però può giudicare il fallo di mano, non è possibile. Non è possibile. Allora, questo è il mio mini, come si dice, un mini editoriale.
E giustamente voi già intervenite su questa cosa, se non dai gol è rigore su Osimhen. Ma mi sembra evidente. Valerio, facciamo un punto. Se danno il punto e cancellano il 3-0 abbiamo la migliore difesa della Serie A. Mariano, non hai torto. Io sotto questo punto di vista, per le persone che forse non hanno insomma, non hanno ben chiara la situazione perché noi tifosi del Napoli affrontiamo sempre il discorso al di là del risultato e cerchiamo di valutare la prestazione anche quando vinciamo, non siamo mai contenti. Però un attimo solo. Queste qua sono le statistiche di quest'anno so far, fino a oggi. Il Napoli ha giocato 7 partite, veramente ne ha giocate 6, ne ha vinte 5, ne ha pareggiate 0, ne ha perse 2, cioè ne ha persa una, ha fatto 15 gol e ne ha subiti 7, cioè ne ha subiti actually 4. La differenza reti è ovviamente influenzata dal 3-0 a tavolino e invece su 5 partite vinte, invece di avere 15 punti, ne abbiamo 14. In tutto questo, con la partita non giocata, possiamo anche perderla, ma quel punto di penalizzazione mi rompe proprio tutta l'anima. Con la partita non giocata noi comunque siamo terzi in classifica, con un Milan straordinario e con un Sassuolo che sta facendo un grandissimo inizio di campionato dopo aver giocato con le scartine, perché il Sassuolo ha affrontato solamente il Napoli come squadra forte. Questa è la situazione. Ora, se con questa situazione noi vogliamo essere insoddisfatti, io direi che dobbiamo un attimo... nuovo ammonato Bellino, dove sta scritto? Aiuto, 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 Marat mi aiuta. Dove? Me lo sono perso, me lo sono perso. Dove sta, dove sta? Dove sta? Me lo sono perso. Forse il bot non me lo dice. Ah, vabbè, ma adesso lo recuperiamo. Fammi sapere il nome. I mod mi facciano sapere il nome del nuovo abbonato Bellino. Roba straordinaria che mi fa riconciliare con la vita, questa è la verità. A Torino si vinceva, dice Maurizio Giordano, non lo so, ma anche se non, insomma, anche se non vincevamo, almeno non avevi quel punto di penalizzazione. Tu puoi anche perdere con la Juve, ok? Un episodio, una partita storta, una partita sbagliata, però quel punto di penalizzazione non lo posso sopportare. E domani dovremo parlarne perché domani ci dovrà essere la sentenza. Domani la sentenza. Buonasera Pablox, abbiamo sbancato il Dallara, godo, aspettiamo il Milan a San Paolo, Forza Napoli, domani la sentenza, esatto. Speriamo bene sotto questo punto di vista. Antonio Fusco è il nuovo amico Bellino, grazie ai moderatori che me lo segnalano. I moderatori stanno facendo un lavoro straordinario, ragazzi, quindi io ringrazio e vorrei che tutti voi ringraziaste il lavoro dei moderatori che mi stanno aiutando a far salire questo canale to the next level. To the next level. Fatto sta che stiamo facendo un campionato della Madonna, Filippo De Paulis. Guarda, noi siamo fin troppo critici ed onesti certe volte. Alcuni dicono, vabbè, però si è vinto. Noi vogliamo analizzarle le partite, ma questa partita qua, per me non è una partita dove tu ti puoi lamentare come col Rijeka. Non credo che il Napoli abbia sbagliato l'approccio, non credo che abbia avuto difficoltà. Ragazzi, ma quante volte abbiamo messo Lozano in condizione di fare l'uno contro uno? Quante volte Osimhen ha creato il panico e quindi Mertens dietro poteva poi arrivare al tiro? Abbiamo avuto anche occasioni dove siamo stati poco precisi, magari nell'ultimo, nella finalizzazione. Ma il Napoli era lì, ha fatto una pressione continua. Io ho guardato, voi dovete anche capire una cosa. Io la partita, quando la guardo, molto spesso non guardo nemmeno dove sta il pallone. Allora, se Fabian ha perso palla, nell'occasione dove poi Orsolini è stato, insomma, eh, parata di Ospina, miracolo di Ospina, errore di Orsolini, se ne può parlare. Se è Fabian che ha perso palla è perché io stavo guardando il movimento senza palla dei due attaccanti, stavo guardando. Quindi io guardo altre cose perché vi voglio dare ovviamente degli approfondimenti tattici che non vi danno gli altri, no? E devo capire il 4-4-2, il 4-2-3-1, queste storie di 4-3-3. Non ce n'è bisogno. E adesso ascolteremo Gattuso dove lui dice anche, affronta anche questo discorso qua.
anche questo discorso qua. Quindi, il Bologna ti fa giocare, questo è vero, Albert, l'ho notato. Il Bologna, ma perché quella è la mentalità di Mihajlovic, che non ha, insomma, lui l'ha sempre detto, noi dobbiamo fare un gol perché se ci chiudiamo dentro per caratteristiche lo prendiamo e non lo facciamo. Quindi il suo gioco, se giocano così, è così. Anche quando si chiudono, il Napoli ha dimostrato che 2 o 3 gol li può pure fare. Quindi vediamo un attimino, ma io non sono preoccupato quest'oggi. Questa è la differenza rispetto a Rijeka. Il Napoli oggi ha dominato per 90 minuti e ci hanno anche annullato un gol legittimissimo. Amonra? Sono assolutamente così. Il Milan ha pareggiato col Verona, ci va bene, perché Ibrahimovic è infinito. Ibrahimovic sbaglia un rigore, ma alla fine tiro praticamente stava sfondando le mani del portiere. Il Verona è forte, il Verona è una grande squadra. Ma poi sul secondo cross Ibrahimovic salta, la mette nell'angolino, è una roba. È una roba, è una roba. È una roba che fa la differenza. È lo specialista che fa la differenza in quel caso. Attenzione, Antonio Fusco! Si presenta così il nuovo amico abbonato Bellino con la super chat numero 1 vale continua così. Grazie amico mio. Che meraviglia, che meraviglia. C'ho un pochino di ritardo nei commenti, ma ecco perché i moderatori mi danno una mano, perché ogni tanto il restream che voi vedete qua mi mangia un pochino tutti i commenti tutti insieme, però li vedremo alla fine tutti. Ospina, portiere vero, la difesa si sente molto più sicura con lui che con Meret, possiamo sbattere i piedini, ma Gattuso... sì, il resto della frase la intuisco. Gattuso ha ragione, è questo che dici tu. L'ho sempre detto, Pasquino, non è una questione che Gattuso preferisce Ospina, ma è la squadra che preferisce Ospina. Sono proprio d'accordo con te. Ma questa storia che il Milan prende un rigore a partita e noi manco se ci accoltellano, aiuto! Le chat! Ah, ragazzi, parlare di calcio è un conto, ma fare lo youtuber è diverso. È bellissimo, è complicato, ma vi darò soddisfazione a tutti. Levitan, Artemius, Blow. Buonasera Valerio, prima di tutto piglio un caffè, poi parliamo del fuorigioco fischiato a chi? A Palacio nella sua metà campo. Allora, sì, assolutamente, e ti dimostra la mediocrità generale, perché là l'ho rivisto quel fuorigioco, erano tutti sulla linea. Il Napoli ha fatto molto fuorigioco preventivo, le famose preventive, e si sapeva, molti fuorigioco, erano tutti fuorigioco di rientro di Palacio. Roba rischiosa ma ben fatta. Quando poi hai Manolas con i pali in forma, possono anche scappare all'indietro e qualche volta si possono anche apparare delle cose. Cosa ne penso di questa situazione qua? Come vedi, la apprezzo tantissimo. E c'è anche Angela in chat, quindi fate i bravi. E c'è anche Gerbilla in chat, quindi abbiamo 2 ragazze in rappresentanza. Fabio, noi ti aspettiamo. Pasqua arbitro scarsissimo. Se tu clicchi su quella cosa là, poi vediamo se hai avuto delle difficoltà. Fammelo sapere anche via messaggio privato se ti va, oppure siamo pronti ad accoglierti. Siamo pronti ad accogliere. Milan 17, Sassuolo 15, Milan, Roma praticamente siamo primi. Lo so, purtroppo non lo siamo, ma, ma è così. Il nostro moderatore 613 ci ricorda il canale Telegram per gli aggiornamenti e per non perdervi nemmeno una live. Siamo 148 con Restream, con questo sistema nuovo qua, vedete Restream, non vedo i numeri di like, quindi sta a voi ragazzi. Sta a voi. Peppe Impero, grande! Come stai, amico mio, grande musicista? Che schifo l'arbitraggio stasera, Angela, lo so, mamma mia, niente brutti scherzi, Pixel, lo so, sarà una partita tosta, sono le 2 squadre, secondo me, più in forma del momento. Sì, il Sassuolo sì, però il Sassuolo pareggia poi con l'Udinese 0-0, allora un attimo solo, eh. Allora, vediamo un pochino. Fabio c'è, quindi Fabio clicca sul link che ti ho mandato e dovresti apparirmi
su questo schema. Questi sono tutti esperimenti. E ragazzi, i cosi vanno tramite Recelle, servizio limitato. Ah, è limitato, ma tu provaci lo stesso. Ti vedo e possiamo probabilmente farlo entrare appena vedrò la sua finestra attiva. Vedo che praticamente sei quasi attivo, hai una buona connessione. Appena vedo la tua faccia, ti faccio entrare in live e ti faccio dire la tua. Tra l'altro, ragazzi, Gerbilla è tifosa del Milan. Fateci vedere se siete davvero forti. Bacio per le donne per sempre. One moment. Ok, va bene, Gerbilla. Allora, ancora più schifo il commento Sky. Se voi avete visto la Sky disonesti, il bot risponde subito. Se avete visto la mia reazione, avete visto che insomma ho alternato un commento Sky ad un commento portoghese perché ho avuto un sacco di problemi oggi. Sto aggiustando la tecnologia, ragazzi, la sto aggiustando, ma Antonio Fusco, sì, e ti faccio poi sapere. Tu mandami una mail, c'è il gruppo Telegram per gli abbonati, quelli di Sfaccimma, e poi invece per gli altri abbonati ci sono tutte le altre cose, insomma, i ringraziamenti, le emoji e tutta una serie di altre cose. Poi c'è il canale Telegram. Ovviamente per chi mi supporta anche al di là con le altre cose, anche con PayPal, io poi apro le porte di Telegram, ovviamente, però c'è questa distinzione che YouTube mi ha dovuto far fare, altrimenti non mi faceva fare due tier di abbonamenti diversi, uno a 1,99 e uno a 4,99. Buonasera a tutti ragazzi, siete tanti, state lasciando i like perché ogni like, ascoltatemi bene, ogni like che lasciate è un arbitro che viene licenziato. Ma per forza, perché questi non lo sanno fare, non lo sanno fare. Sono bravi, non sono bravi, sono disonesti. Vogliamo pensare male, vogliamo pensare che il Napoli rompe i coglioni nel palazzo, perché io non lo so, non lo so, ho difficoltà, ho difficoltà. Nuovo abbonato Walter Russo! Attenzione, tra l'altro, Walter è uno di quelli che ha sempre commentato, è sempre stato molto presente. Grazie mille, amico mio. Il gol di Koulibaly è stato annullato ingiustamente. Evelyn Ivanov, hai ragione. Grazie ragazzi. Lo vedo che state provando anche dei nuovi comandi che non sono ancora attivi. Oggi vogliamo almeno 250 like e vediamo un pochino. E vediamo un pochino. Pixel 4900, grande fake news, buona crescita. Grazie amico mio. Ce la stiamo mettendo tutta e qui non è facile, cioè gli youtuber che lo vedete fare con costanza, veramente complimenti a loro. Una cosa è che io attacco la telecamera e faccio un commento sul Napoli, ma farlo bene richiede impegno e vi ringrazio che voi lo state notando e mi state premiando con il vostro supporto, che poi non deve essere per forza le donazioni. Le donazioni ovviamente aiutano perché ho telefonato Spectrum, la mia... Eccolo qua, vedi? True XM. Mua, un abbraccio, nemmeno senza domanda. Un abbraccio grande. E per esempio ho dovuto chiamare internet perché mi devono dare un servizio migliore, altrimenti non posso fare le live, non posso avere i commenti. Fabio, io per esempio ti vedo online ma non vedo la tua faccia, allora puoi intervenire, lo vedete, ve lo posso far vedere. Così ti vedo, caro mio amico mio, quindi non lo so se tu ci sei, se puoi parlare, sei intervenuto. Lui c'è, ma non c'è. E quindi vediamo un pochino. Ma comunque noi siamo sempre... No, vedi... ok, ok. Luigi Cicatiello donazione. Maronna mia, ragazzi, che sta succedendo? Che sta succedendo? Mi perdo le cose per strada. Vale un caffè alla faccia della telecronaca Sky. Questi sono i caffè più belli, amico mio. Sono i caffè più belli perché io non ce la faccio più. Allora, ragazzi, io prendo un attimo fiato e ascoltiamo insieme le parole di Gattuso. Mentre Fabio rientra in chat, io metto un attimo le parole di Gattuso. Speriamo che non ci fermano.
e ascoltiamo un pochino perché è importante per una serie di motivi che analizzeremo. Sì, Le è sentite? importante per la classifica perché comunque il campionato venivate da una sconfitta e perché soprattutto si è visto Napoli che ha approcciato la gara con il piglio giusto, non so se è d'accordo. Che la partita come abbiamo approcciato. Beh, l'ho detto lei che in Europa League non è che è Questa stata di campionato, la partita come abbiamo approcciato. ma diciamo che forse a Benevento non l'aveva approcciata con il piglio giusto e che era questa discontinuità l'aveva sottolineata anche lei. No, di scudetto, non scudetto, che volevamo ammazzare le squadre, a me non piace proprio. Ma nessuno parlava Però troppe polemiche, però sembra che abbiamo perso 5 partite, ne abbiamo vinto solo 2, ne abbiamo perse 3. Ragazzi, noi siamo una squadra giovane, una squadra forte, che può avere momenti di difficoltà. Quando si gioca male, sono il primo che ci mette in boffacione, ve lo dico. È una squadra che bisogna, questa è una squadra che bisogna tenerla sul pezzo. E sul pezzo le partite secondo me si preparano durante la... C'è l'eco, audio doppio di lei e allora diventa un problema. Ok, vedete? No, ma il mio microfono non rientrava perché io sono in cuffia, quindi non è nemmeno quella il problema. Ci sono altri problemi possibili? Ragazzi, io faccio degli esperimenti, se poi non funziona... Va bene così, va bene così. Insomma, io l'ho ascoltato Gattuso, volevo fare la cosa bellina. Ascoltiamo Gattuso in diretta dal Dallara. Vabbè, però Gattuso noi lo fermiamo qua e il succo del discorso è che troppe polemiche, si parla di scudetto, poi quando non si parla di scudetto si parla che deve cambiare modulo, poi... Allora, Gattuso sta ascoltando tantissimo anche l'ambiente, no? L'ambiente Napoli, mi sembra evidente, perché questa è una risposta non a Nugolini, ma è una risposta che lui dà all'ambiente Napoli. Ma è ovvio, perché Ugolini, attenzione, True XM, ti ho visto al volo. Grazie amico mio, grazie sempre. Insomma, Gattuso non ha risposto ad Ugolini, Gattuso ha dato una risposta generale. Gabriel Grimaldi non manca mai, non manca mai, questi sono euro brasiliani. Peer character turning around, waving his hand, saying hey you, while lowering his glasses. So, praticamente lui ha messo un emoji che voi probabilmente avete visto in chat di una pera che si gira, saluta e dice hey you mentre si abbassa. È bello sto fatto che il Restream me le descrive perché non possono fare. Bellissimo. Sono esperimenti. Comunque ci stiamo divertendo molto sia calcisticamente sia a livello di live stream e questa cosa... Vado a vedere la reaction e il post partita. Vai Simone, ti aspetto poi dopo qua. Vai a vedere la reaction e poi ritorna. La storia delle grandi masseggiate, eccolo qua. Walter Russo ci ricorda di cosa poi dobbiamo parlare, perché questa è un'altra delle situazioni, no? Che all'inizio partita tutti quanti, allora, è lo stesso Fabio che sto ancora aspettando, che purtroppo via cellulare non ha, non ha possibilità. Comunque ci organizzeremo meglio, Fabio. La situazione è che la notizia era Mario Rui e Gulam in tribuna. Allora, anche lo stesso Fabio diceva, vabbè, Mario Rui perché è scarso. Ma Gulam no. Gulam stava bene. True XM. Un abbraccio con gli occhiali, veramente. Insomma, la situazione è che Gulam stava bene. Allora tu di che cosa cioè, si è cominciato a parlare di polemiche di cosa allora può essere che è stato ADL che ha detto che non devi praticamente farlo giocare perché magari c'è una questione di contratti oppure era già come si dice era già stato venduto allora se poi si infortunia non lo vendi oppure se raggiunge un tot di partite scatta un rinnovo di contratto. Allora ragazzi, Gattuso non è questo allenatore qua. Lo abbiamo visto l'anno scorso con Allan, lo abbiamo visto l'anno scorso con Lozano. Se i giocatori non danno il 100% in allenamento, se ne vanno in tribuna. Gattuso non ascolta la cosa della società. Lo vediamo con Meret e Ospina.
Meret è una grandissima risorsa della società, è l'investimento per il futuro, il portiere del futuro. Le partite toste le gioca Ospina, le partite dove sai che devi fare un certo tipo di lavoro. Probabilmente oggi era la foto... sto leggendo la fotocamera, Fabio. Oggi era la fotocamera sbagliata. Oggi era la partita dove bisognava forse rischiare anche un po' di più in difesa con il fuorigioco ed ecco che probabilmente è meglio Ospina perché li guida, perché li chiama. Ospina ha fatto due o tre uscite dove ha frizzato i difensori perché poi ha fatto l'uscita alta due o tre volte molto molto bene. Allora noi ragazzi, c'è chi piace Meret, c'è chi piace di più Ospina. Non ha importanza, la squadra si fida di Ospina di più. Gattuso metterà Ospina anche se la società gli dice guarda se non fai giocare Meret ti licenziamo. Gattuso dice licenziami, credetemi. Questa è la situazione, questo allenatore qua è l'allenatore che poi se succede un fatto e lui va in conferenza lui il fatto te lo dice. Te lo dice, lui è stato chiarissimo, ha detto si sono fatte delle belle passeggiate invece di correre, di allenarsi bene, si sono fatti delle passeggiate in campo, forse perché Gulam sa che non parte mai titolare, forse perché Mario Rui aveva sentito che la formazione oggi sarebbe stato con Yusei a sinistra, la passeggiata non va bene e quindi te ne vai in tribuna, non ti lascio a casa, ti fai il viaggio con la squadra e ti vai a prendere freddo in tribuna perché questo è il calcio, questo è il tuo lavoro ed ecco che Gattuso risulta l'allenatore con le palle. Io perché l'ho chiamata le palle di Gattuso, non le parole di Gattuso, le palle di Gattuso, perché in questo caso, ragazzi, io sono convinti. Poi può sbagliare la formazione, può sbagliare i cambi, però, ragazzi, Gattuso mi dà come uomo, mi dà una soddisfazione. Lui dice: se sbaglio, sbaglio io e me ne vado a casa. Ma tutte queste polemiche, devi giocare col 4-2-3-1 e poi devi tornare col 4-3-3. Chiariella ha cominciato a fare no, 4-4-2 puro. Ma che significa 4-4-2 puro? Sempre 4-4-2 giochiamo. Mannaggia miseria. Comunque ho fatto il mio dissing solitario. Andiamo a rileggere i vostri messaggi. Allora, vediamo un pochino. C'è un leggerissimo ritardo. Se io metto pure Facebook, secondo me il Restream non regge. Però, vediamo un pochino. Allora, ti è piaciuto il Napoli stasera? A me non ha entusiasmato e Fabian Ruiz ci stava facendo pareggiare. Fabio, questo è uno degli argomenti di stasera perché a me è piaciuto molto. A me è piaciuto molto sia il Napoli che Fabian. Fabian l'ho visto molto bene in interdizione, in posizioni preventive, svariava su tutto il fronte del centrocampo. E sì, l'errore, magari un po' di lentezza ci può stare, però, per me ha fatto una delle partite migliori da quando c'è Gattuso. La presenza di Bakayoko lo aiuta sicuramente. Per me il Napoli ha fatto un'ottima partita e sono contento. Rispetto a Rijeka che avevamo vinto e non ero contento, stasera sono molto più contento perché il Napoli li ha schiacciati. Li ha schiacciati, poi dovevamo chiuderla, l'abbiamo chiusa. Non ce la volevano far chiudere. Attenzione a Luca De Lins, scappa, ma non scappa il messaggio perché ne arrivano tanti. Lasciati fuori perché si allenano male. Bakayoko Montagna, Lozano due polmoni, Osimhen attaccante, Guerriero, stasera guerrieri tutti, anche Insigne. Luca, mi fa piacere che citi anche Insigne perché è stato quello meno vistoso oggi, però ha fatto una grande partita. Bakayoko, come dicevo, ha sbagliato probabilmente il primissimo intervento dove abbiamo regalato una punizione a Bologna, dopodiché si è messo là, ragazzi, era insormontabile. Insormontabile Bakayoko. E Lozano, io insisterò, sarà una fissazione mia, Lozano a destra è molto meglio che a sinistra. Sarà una fissazione mia, lo sto dicendo da quando l'abbiamo comprato. Lozano a destra. E Lozano a destra l'avete visti quanti dribbling, quanti cross al centro e il gol arriva da lui. Dai. Ma non scherziamo proprio. Attenzione, Martin Humphreys, che voi non sapete, è l'amico Renato. L'amico Renato che dal Canada, perché quelli sono dollari canadesi,
mi lascia il suo supporto e tra un po' ti arriverà anche la maglietta, amico mio. Il tuo Verona stava per fare lo scherzetto a Milano, poi è Ibrahimovic, ma voi il vostro l'avete fatto, devo dire la verità. Devo dire la verità. L'ho vista e non vista, ma il vostro voi l'avete assolutamente fatto. È bella squadra. Cioè, vendete Kumbulla, vendete Ramani e poi si parla di Ramani. Parleremo anche di Ramani perché c'è gente bellina che vuole assolutamente l'impiego di Ramani. A me sì, mi piacerebbe vederlo, ma non mi interessa. Cioè, nel senso, non ho questa fretta, non capisco che fretta ci sia. Finché Koulibaly gioca bene, finché il primo sostituto di Manolas, che è Maximovic, ovviamente, quando Manolas non sta bene, gioca bene, perché Maximovic comunque ha giocato bene. Ma io questa fretta di vedere... Io non ce l'ho. Questa fretta di vedere Ramani non ce l'ho. Poi è ovvio, se hai una partita un po' più, sai, un po' più scarsa dove l'hai cominciato a vincere, ecco che entra Ramani, perché comincia a fare minutaggio, perché poi non lo dobbiamo mettere, io su questo sono d'accordo, non lo dobbiamo mettere in extremis quando sei in emergenza perché poi non hai minuti nelle gambe, non ha intesa con i compagni, sì. Ma questa partita qua, per esempio, tu devi cambiare i trequartisti che hanno speso molto perché quelli devono fare poi il rientro. La partita che è rimasta in bilico, non è rimasta in bilico. Peppe Impero, per esempio, ci ricorda un'altra cosa che non ho citato, ed è giusto. Rigore scandaloso non dato a Koulibaly. La stessa con le mani addosso che se lo sono tirati giù. Ma perché? Ma perché non vedete solo quando volete voi il VAR? Solo contro di noi. Poi dite che uno piange. Piangiamo oggi che abbiamo 3 punti, va bene? Abbiamo vinto, possiamo piangere? Questa è la domanda mia. State lasciando i like? Perché ogni like è un telecronista di Sky che viene licenziato. Lasciate i like. Avanti. Avanti. State lasciando i like. Io aspetto un attimo che voi lasciate i like, perché sennò vuol dire che la vince Sky e invece non la può vincere Sky. Non la può vincere Sky. Nessuno ha notato che siamo partiti questa mattina per Bologna? Ah, vedi? Nessuno ha notato che siamo partiti questa mattina per Bologna. Ah, ma allora la domenica si può partire. Eh, perché domani ci sarà la sentenza del ricorso sulla sentenza del processo alle intenzioni, dove il Napoli viene punito perché aveva già disdetto l'aereo, cosa che invece, come abbiamo visto, si può partire anche il giorno dopo. L'aereo aveva un problema, probabilmente Mario Rui e Gulam si stavano appiccicando in dall'aereo, problema, non si è partiti. Non sono partiti, si può partire il giorno dopo e non è detto nemmeno che se parti il giorno dopo poi sbagli l'approccio perché sei stanco oppure perché non va, sei distratto. Grazie Brewer per avermi fatto dire questa cosa. Allora, vediamo un pochino, arrivano tutti insieme questi commenti. C'è gente che dice perché Gattuso non mette Gulam? Se non lo mette ci deve essere un motivo valido e il motivo valido è che non si impegna, punto. Amico mio, evidentemente è così, ce l'ha detto, ce lo ha detto. Evidentemente se lo vede bene lo mette, ma se lo vede così e così lo mette ogni tanto per vedere la sua risposta. Adesso vediamo se Gulam e Marilu hanno i coglioni che ha dimostrato di avere la passata stagione Lozano, cacciato da Gattuso in allenamento, ha risposto sul campo e come. Enrico Terlizzi ci fa notare e ci fa ricordare quello che poi è stata la risposta di Lozano sul campo. Ragazzi, mi sto perdendo una donazione, ma in realtà no, la recupero. Eccolo qua, Marco Montella. Buonasera a Valerio e agli altri amici bellini. Comunque, da uno che non ci capisce molto, dico che a me l'albanese non dispiace. Caro Marco, tu puoi non capirne molto, ma guardi le partite. Se uno guarda le partite, no? Invece di avere il paraocchi, ecco che tu lo sai che Yusai ha dei limiti, uno lo sa perché magari vede dei giocatori più forti, vede dei giocatori più belli da vedere, che toccano meglio il pallone, ma Yusai
Yusai è un guerriero. Yusai ha fatto una partita, ha giocato meglio di Di Lorenzo. Di Lorenzo è tornato a buoni livelli, ma Yusai ha fatto un'ottima partita anche stasera. Diagonali, interventi difensivi, preciso, concentrato, linee. Non si scherza, voglio. Non è un caso che poi si è preso lui la titolarità su quella fascia. Adattato. Non è un caso. Non è un caso, sono d'accordo, amico mio, sono d'accordo con te. Allora, andiamo a vedere Forza Napoli. Forza Napoli è bene dirlo sempre. Avevo visto anche un messaggio di Elpidio, ma mi è scappato. Aggiungo anche 16 giocatori bloccati dalle varie ASL e non partite per le nazionali. Vedi, Brewer? Allora, Brewer, che è il nostro amico della giurisprudenza, che ci aiuta, ogni tanto sono usciti i soldi. No, 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 Luigi, va bene anche così. L'amico della giurisprudenza ci fa riflettere su questo fatto, che le ASL bloccano i giocatori. Il caso Lotito, ne vogliamo parlare? Del caos Lotito? Che non vorrei che poi quel caos là influenzi anche la decisione sul Napoli. Ho molta paura. Allora, che è successo? Ah, Osimhen non era un bidone. Moon 78, sono d'accordo con te. Molta gente ha fatto giudizi trancianti troppo in fretta. E non va bene perché il ragazzo è giovane, il ragazzo sta imparando un sacco di cose ed è così che te lo ritrovi essere l'uomo partita perché ha segnato lui. 1-0 Osimhen vuol dire che sei l'uomo partita insieme ad Ospina. Il gol di Koulibaly non andava annullato, Osimhen è stato strattonato, siamo d'accordo. Buonasera, scusate il ritardo, non ti preoccupare Antonio, vieni, vieni. Ah, qua si parla un po' di mercato. Antonio Caputo, no, chi mi aveva chiesto di Eriksen? Fatemi vedere, eccolo qua, Simone D'Esposito. Sentito dello scambio Eriksen-Milik? Non ci credo mai, la vedo come un'invenzione giornalistica che fa seguito allo scambio Milik-Vesino, ricordate? Vesino non si è fatto, si è preso Bakayoko. Notizie di amici miei, un amico mio giornalista, tifoso dell'Inter, si fa ancora lo scambio con Vesino perché Gattuso lo vuole a Vesino, gli piace, a noi ci serve un attaccante, a noi non serve un centrocampista in questo momento, siamo in surplus, abbiamo un Lobotta in panchina, bello pesante, non ci serve Vesino. Eriksen, ecco che ci potrebbe servire perché? 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 Perché noi stiamo facendo il processo all'intenzione su Mertens, stiamo dicendo che lui quel ruolo non lo sa fare, che non gli piace, che vuole fare solo la prima punta. Io sono convinto che Mertens si diverte moltissimo là, insisto su questo fatto che si diverte moltissimo ed ecco che la stampa inventa questa cosa Eriksen-Milik perché noi ci dobbiamo liberare di Milik, ci serve un trequartista. Ma Eriksen quanti soldi guadagna? Chiedo a voi, non lo so. Quanti soldi guadagna? Troppi. Troppi per il Napoli, troppi per il Napoli a gennaio. Potrebbe essere uno scambio tipo che ce lo danno in prestito e tu ti liberi di Milik con qualche cosa. Se fai una cosa creativa, probabilmente. Ma Eriksen viene a farsi la panchina? Oppure lasci Mertens in panchina? Non ci credo. Non ci credo. Semplicemente non ci credo. La liquido così che non ci credo. Sarebbe interessante, non che non sarebbe interessante, un trequartista vero là dietro, ma io non ci credo. Allora, amico Bellino, hai visto quando crossa come la mettiamo dentro? Splendido cross di Lozano e capata vincente. Esatto, amico mio, sempre dal Canada, Alberto Lorusso, è così. Io per questo adoro Lozano sulla destra, perché mettiamo cross più efficaci dal fondo. N. Alfredo, perché leggi i messaggi? No, non leggo i messaggi sempre. Ti spiego, amico mio. Stando su, vedi? Purtroppo Fabio ci rinuncia. Stando su Restream, quando voi siete in tanti, mi arrivano i messaggi un po' tutti insieme. Scorrono tutti insieme e mi perdo a volte delle cose. Ecco perché ho dei moderatori che mi aiutano a recuperare i messaggi con domande a cui posso rispondere. Se non mi sbaglio, tu stavi chiedendo di Malqui e su Malqui che ti devo rispondere? Malqui è una riserva. Quindi va bene, finché Di Lorenzo gioca bene non mi pongo il problema.
Bah, Eriksen fa già la panchina a Gagliardini, poverino, almeno Napoli fa la panchina a Mertens. Beh, ma lì è la questione Conte, è la questione del modulo. Non lo so, ecco qua, Levitan ce lo fa sapere, 7,5 ragazzi, è il giocatore più pagato del Napoli in panchina, oppure il giocatore più pagato come ingaggio del Napoli insieme a Osimhen a gennaio, ma non ci credo, non lo so, non lo so. Eriksen fa rifiatare finalmente Mertens, sicuramente sono per la soluzione interna, Insigne trequartista, dietro Osimhen, Lozano a destra, Elmas a sinistra. Sì, lo può fare Enrico, lo sappiamo, anche se sappiamo anche nuovo abbonato Lud Barton. Ma vedi che allora i nuovi abbonati il restream non me lo fa sapere e ho bisogno di voi? Ah, quanto sei bello! Grazie Marat e quanto sei bella! Lud Barton, non ho parole, non ho parole, amica bellissima, perché gli amici sono bellini, ma le amiche sono bellissime. Fatemelo dire, fatemelo dire, fatemelo dire, fatemelo ripetere. Attenzione Luca De Lise, Osimhen è l'unico che va su tutte le palle, altro che Lukaku. Allora io Lukaku, per me Lukaku è un grande attaccante che fa reparto da solo, che a volte eh, risolve veramente le partite da solo, ma il lavoro che sta facendo Osimhen è una roba, ragazzi, che non vale ancora i 50 milioni, probabilmente, perché lo vorremmo vedere segnare tutte le partite, ma vale tantissimo, vale tantissimo. Ho visto difese nel panico, quindi calma sul giudicare Osimhen troppo in fretta, va su tutte le palle sì, e sta anche lavorando per imparare spalle alla porta. Lo imparerà da Petagnone. È così, è così. Vincenzo Saetta, io non capisco come certa gente, a quanto pare incompetente, vogliano via uno come Fabian che probabilmente è il miglior centrocampista della Serie A. Amico, sì, lo farò assolutamente, amico mio, Luca De Lise non manca mai. Uh, Su Fabian si potrebbe aprire un discorso di un'ora e mezza, facciamo una live solo su Fabian. Fabian purtroppo tocca il pallone un po' troppo. Sappiamo che deve mettersela sul sinistro, eccetera, eccetera, però Gattuso non è scemo, se Gattuso lo ritiene fondamentale, e lo ritiene fondamentale si vede, è perché fa girare bene la squadra, fa girare bene, e oggi l'ho visto anche molto bene in interdizione, quindi attenzione, attenzione, se Fabian fa anche interdizione, la coppia diventa fantastica, diventa veramente fantastica. Poi è chiaro, se si velocizza un attimo, bene, ma avete sentito che Gattuso ha anche detto che lui, Fabian, preferisce... Io perché dico che Gattuso è innamorato di Fabian? Perché? Perché Gattuso dice, perché non... Marocchi gli chiede, perché non metti Fabian mediano sinistro, che è sinistro, e Bakayoko dall'altra parte? E Gattuso risponde, cretin, strud. Io lo voglio mettere a sinistra, è lui che preferisce giocare a destra e quando lo metto a sinistra Fabian perde la posizione perché non si trova. Mi fermo qua. Mi fermo qua. Ah. Allora ragazzi, prendo un attimo fiato, purtroppo non ho avuto il mio amico Fabio, però lo faremo un'ospitata in un altro giorno, risolveremo. Cosa ne pensi di un centrocampo a tre, due trequartisti Insigne mettersi in alcune partite? Luigi, questo è il discorso del famoso 4-3-2-1, albero di Natale all'Ancelotti del Milan dell'epoca. Si può fare, cambia poco in fase d'attacco perché i due trequartisti si possono allargare o possono andare all'interno, cambia poco. È solo in fase difensiva che non so bene come si organizzerebbero, perché gli equilibri poi sono diversi e il Napoli dovrebbe poi ritornare a una difesa con un 4-5-1. Non lo so, non lo so. Perché il 4-3-3 è 4-1-4-1, mentre con questo sistema d'albero di Natale è leggermente diverso. Fabian da destra rientra sul sinistro per tirare, ma in realtà abbiamo visto che giocando più dietro non ha spesso la porta davanti, ed ecco che va un attimo in difficoltà.
Ma Elmas trequartista, secondo me lo può fare benissimo, o lui o Zielinski. Credo che Gattuso abbia scelto Zielinski centrale ed Elmas vice Insigne in questo momento. Il problema di Fabian è che ha un solo piede, sì, è monopiede, ma poi è un grande. Enrico Terlizzi di nuovo, Petagna troppo criticato ingiustamente, da solo ha fatto metà del gol della SPAL, ci darà soddisfazione, ragazzi, voglio beccare anche messaggi di altra gente. Che piede, giustamente, cambi di Gattuso non mi sono piaciuti. Fuori Insigne e Mertens, un po' di sana panchina. Bologna scarso scarso. Dentro Politano, esposti Lozano a sinistra e la chiudi. Ah, ok, quindi avresti spostato Lozano a sinistra. Sì, però noi l'avevamo anche chiusa, eh. Alla fine per me i cambi ci stavano perché Lozano aveva dato tutto, secondo me. E anche per tenere Politano su un... Eccolo qua, questa è la domanda preferita di Elpidio, ma perché Gattuso non schiera mai Rachmani? Perché ragazzi, Rachmani perché Rachmani è il quarto difensore, è forte, per me è forte, ha fatto delle ottime cose con il Verona, però è il quarto. Quindi nel momento in cui c'è Koulibaly, che le gioca praticamente tutte, a fianco a lui Manolas è il primo per Gattuso, il secondo è Maximovic e stanno giocando entrambi bene ultimamente. Rachmani è l'ultimo della lista. Nel momento in cui ci sarà la Coppa Italia, ci saranno altre partite un pochino che magari chiudi prima. Il Napoli è in fiducia ed ecco che vedremo anche Rachmani. Io non ho fretta. Non ho fretta, sinceramente. Ospina si fa sempre male, ma come si fa? Ricky D'Ambrosio, lo so, ma è un po' il famoso coraggio di Ospina, no? Le uscite kamikaze. È un po' è anche come cade, evidentemente, no? I portieri devono essere anche un po' esperti di parkour, non lo so come si chiama. Quelli che cadono apposta? Non lo so. Non pensi che forse Osimhen debba crescere nelle decisioni in partita? A volte deve puntare un linea in difficoltà? Sì, le decisioni ovviamente le crescerà col tempo, ragazzi. È primo anno nella Serie A, eh? Per me è stato già un ottimo impatto. Luca Delise! Chi dice ancora fuori Insigne lo elimino? Allora, Insigne è troppo importante, voglio. Insigne è veramente troppo importante. Anche se non segna, anche se non fa l'assist, fa un lavoro di raccordo incredibile. Oggi l'ho visto anche a centrocampo, più interno anche a coprire. Fa un lavoro straordinario, veramente, veramente. Allora, i panchinari non hanno dato niente, dice Siculo, Partenopeo, cambi giusti ma sono entrati troppo molli, Petagna malissimo, il Napoli era in difficoltà e non vedo il resto. Sì, vabbè, per me Elmas è entrato benino, Zielinski ha avuto un'occasione per tirare, l'ha tirata male. E Politano sì, non mi è piaciuto poi tanto. Petagna doveva fare a sportellate, non gliel'hanno data bene anche. È stato un cambio, ragazzi, perché tutto l'attacco avevano dato tanto e... ed è una questione anche di farli rifiatare, no? Di avere giocatori freschi che possono rientrare. Più che per chiuderla, secondo me era per rientrare. Credo io. Poi, non lo so. Purtroppo questa sera... non leggo, purtroppo questa sera non ho potuto vedere la partita, ma ho visto la paratona di Ospina. Grande fortuna averlo in squadra, Meret grande prospettiva, ma Ospina un altro mondo adesso. Purtroppo sono d'accordo. Non credi che Eriksen, se torna quello del Tottenham, è molto più forte di Mertens nel ruolo di trequartista? Eriksen è il trequartista sicuramente, è anche più giovane, prende anche i soldi che prende. Deve ritornare quello del Tottenham sicuramente, ma deve anche essere messo in condizione con una formazione logica. Purtroppo in quella di Conte non funziona. Al Napoli potrebbe anche funzionare, ma non credo che questa trattativa sia in piedi. Sinceramente non credo.
Fabio Virgilio, Insigne fa anche un lavoro difensivo molto arguto, recupera palloni e dà fastidio alle manovre avversarie. Esatto, vedi che te la vedi la partita, non vedi solo il pallone, vedi anche i movimenti senza palla. Francesco, amici sono bellini e le amiche sono bellissime, top, top, alla grande, grazie amico mio, ma è così, io le vedo. Vedi Gerbilla, raga. Gerbilla sta un attimo, troppi messaggi. Lo so, Gerbilla, noi qua stiamo come i pazzi. Quando si parla del Napoli siamo molto, Siamo molto. Questo Napoli può battere il Milan e volare al primo posto sperando anche nella sentenza di domani. Armando, non riesco a essere così positivo, ma spero veramente che tu abbia ragione. Sono Matgal, sono veramente contentissimo che finalmente Manolas e KK26 si trovino bene insieme quando cooperano così, sono veramente non insormontabili. Yes, yes, finalmente. Allora non è detto che non potevano giocare insieme e lo abbiamo capito o lo devo ripetere che tra i due il leader è Koulibaly, il leader della difesa, quindi non gli serviva Albiol a Koulibaly, ma se gli metti uno con le caratteristiche di Manolas è Koulibaly che diventa l'Albiol che fa partire l'azione. Mannaggia la tattica, ma voi le dovete... Voi, quando dico voi non mi rivolgo certo agli amici bellini e le emoji belline, alle emoji belline di Osimhen, vedi? Io non le posso far vedere qua, ma gli altri le vedono, amica mia. Quando dico voi non dico mai voi amici bellini che sapete perché seguite, io dico quelli là, i disonesti, io dico quelli là, i banalotti che non vedono le partite e dicono le frasi fatte. Brutta gente, io per questo devo fare la youtuber perché sento le frasi fatte e non sopporto. Insigne fa 10 ruoli, mica solo in porta. Impossibile per due motivi. Se l'Inter. Io poi ho delle difficoltà tecniche, ma riuscirò a leggere tutti. Se l'Inter lo dovesse vendere almeno per 50 milioni e due Eriksen guadagna uno stipendio. Sì, ma pure io sono d'accordo. Non è così, va bene. Secondo me è una buttata. Ciao Valerio, migliore e peggiore del Napoli nella partita di oggi? Eh, eh. Allora, migliore. Ovviamente sì, Osimhen fa il gol e fa un grande lavoro. Io però voglio premiare Lozano oggi. Voglio premiare Lozano che ha fatto impazzire la difesa del Bologna. Era dappertutto. Lozano probabilmente con Bakayoko. Certo, poi anche Ospina. È difficile scegliere il migliore. È stata una buona partita un po' di tutti per quanto mi riguarda. Il peggiore forse non so. Eh, Sicuramente uno dei peggiori potrebbe stare tra gli entrati, no? Tra i subentrati che non hanno cambiato tanto la partita, però non lo so, meno bene Mertens, forse? Mertens o Insigne, uno forse tra i peggiori, ma è difficile dire tra i peggiori, comunque si sono fatti un mazzo così, quindi non lo so, sì, Lozano migliore, Lozano fenomeno, vedi? Stasera niente pagelle, Walter, perché stavo organizzando questa live diversa e speciale e quindi sono andato in difficoltà. Le pagelle le faccio domani con video dedicato, magari le faccio stesso stasera in notturna e voi ehm, troverete il video domani mattina quando vi svegliate con le pagelle e con un riassunto di tutta questa live. Fake news. Allora, il buon Fabio pare abbia risolto. Vediamo un pochino. Vediamo un pochino se riusciamo a beccarlo. Mamma mia. Congratulazioni. Leggiamo un attimo. Congratulazioni, hai ricevuto 1000 messaggi. Questa è una bella milestone, eh? Stai provando un altro browser, benissimo. Così io riciato. Bakayoko fondamentale, dice Nico. Anche Ruiz a centrocampo non mi è dispiaciuto, meglio delle altre partite. Una statua ad Ospina, forza Napoli sempre. Un saluto da Foggia. Ah, bravo Nico, da Foggia. Non per Foggia, ma per i foggiani, diceva un detto assurdo. Mertens sta venendo un po' a mancare solo sotto porta perché spesso è un cecchino. Nico, infatti, noi siamo abituati troppo bene, ma sta facendo un lavoro comunque di raccordo, secondo
Secondo me non dobbiamo essere troppo severi con Mertens oggi. Valerio Bakayoko è da noi in prestito secco. Spero ce lo vendano a fine anno perché è davvero fortissimo. Sì, sì. Spero pure io che si imbastisca una trattativa. Mentre Luigi Dalla Vecchia non vuole sapere niente, vuole che voi doniate. E per dirlo fa una donazione, è proprio il massimo della cosa. E vedo nello sfondo un amico che faccio entrare, attenzione, boom! Boom, Vediamo se... buonasera. Ah, io riesco a sentirti, spero anche gli altri amici ti ascoltano. Però io non vorrei mai sentire nessuno. Non ti preoccupare, te li dico Se io se arrivano domani. ritorno Mi in senti? cuffia. A te sì, però la mia voce è doppia. Ah, Fa niente. su questo penso ci sia poco da fare. Ho cambiato. Va bene, va bene. Benvenuto. Allora, amico, questo è il primo esperimento di amico Bellino che interviene nella live. C'è l'eco? Ah, vedi? Mi dicono che c'è l'eco. Te l'ho detto. Perché tu sei in cuffia, quindi... Adesso provo aspetta. No, è con le cuffie... Aspetta, penso di aver capito io, perché se ti sento io, ti sentono anche loro. Quindi, Però se io faccio così- l'eco. Ho risolto. Parla. Ora non più. Perfetto. Ora non Giusto? sento più l'eco. Benissimo. Ce Ok. l'abbiamo fatto. Fabio, che partita hai visto? Sei soddisfatto o no? Fino al 73, sì. Non mi sono piaciuti i cambi. Perché per quanto mi riguarda Mertens doveva uscire prima. Mm. Quindi hai visto anche tu Mertens un pochino in affanno. Io avrei tolto Mertens molto prima. Mertens e Fabian prima, quindi anche Anche Fabian. perché non riusciamo a fare 0 ci vuole chi, come si dice, porta la linea. Io avrei inserito Dem. Ho capito. Quindi Demme. Su Demme sono d'accordo. L'eco non c'è più, ma c'è ancora comunque il ritorno. Ah, ragazzi, Un po' sì. Ah, Forse prima deve sentivamo partire 4 sulla voci, voce. ora 2. Fabbro Carber. E come sai da fare? Comunque un saluto a tutti, raga. Penso di aver capito. Anche se non leggo i messaggi, un saluto a tutti. Quando praticamente parlo io, poi io mi stoppo col microfono e poi puoi parlare. Non ti sento più, Vale. Amico Bellino Ricchi D'Ambrosio che dà un caffè da uno dei tuoi primi iscritti, grande, grazie amico mio, non si capisce niente. Allora ragazzi, Fabio, mi dispiace, dobbiamo riprovare questo esperimento un'altra volta. Grazie per essere passato, un saluto a tutti e ci sentiamo poi su Telegram. Ciao. Ragazzi, allora, come vedete, sono tutti esperimenti che purtroppo alle volte funzionano, alle volte no. Già se non siamo andati in lag, già è una grande cosa, eh? Già è una grande cosa, dopodiché ci riusciremo a capire. Prova a mettere le cuffie, Massimo, e vedi che ce le ho le cuffie. È una questione di... È una questione di... non lo so, perché sto cercando di andare oltre la tecnologia possibile del restream. Alle volte funziona e alle volte no. Quindi, ragazzi miei, ho un attimo, ascoltando le parole di Fabio, lui avrebbe cambiato Fabian per mettere Demme. Non è una cattiva idea perché Demme fa ovviamente fa legna, come diceva Fabio, e ti permetteva anche di evitare noi. Dov'è che abbiamo sofferto poi alla fine? Perché abbiamo parlato delle cose buone, parliamo delle cose poi che ci hanno fatto venire quasi un infarto alla fine. Un pochino tra le linee, tra centrocampo e la difesa, qualche ripartenza abbiamo un pochino sofferto e probabilmente entrambi, sia Fabian che Bakayoko, perché loro erano veloci nella ripartenza, un tocco massimo, perché quella la loro possibilità era fare un tocco e ripartire veloci. Qualche volta siamo stati in grado di metterli in fuorigioco, altre volte no, e quindi un Demme potrebbe probabilmente
sarebbe stato utile. Però io capisco che le sostituzioni di Gattuso erano per mantenere anche il Bologna impegnato, perché poi se cambiavi pure magari un centrocampista, ecco che si sarebbe anche abbassata un po' troppo la squadra. Alcuni dicevano, sentivo nelle trasmissioni, ma tu hai dato, se hai tolto Mertens, hai tolto Lozano, hai dato una cosa alla squadra, un'immagine un'immagine, no? Sai, un'intenzione alla squadra sbagliata. Secondo me i campi ci potevano stare, ma va bene così. Sto usando OBS e altri programmi, Massimo. Mm. Allora, andiamo a vedere un pochino i vostri messaggi. Ragazzi, avete lasciato i like? Penso sia anche il momento di scrivere Forza Napoli tutti insieme. Credo che facciamo saltare il server se lo scriviamo tutti insieme, eh? Ha appena finito di vedere il video reazione Carmela Schettino. Benvenuta. Aumentano le amiche bellissime? Insieme agli amici bellini? Spero ti sia divertita. Io quasi, stavo quasi morendo, ma va bene così. Va bene così. 3 punti, alle volte i 3 punti. Ci sono squadre che hanno costruito scudetti sugli 1-0, su 3 punti rubacchiati qua e là. Il Napoli credo che abbia anche legittimato con la prestazione. Poi dopo il gol l'avevamo fatto. Quella storia non mi convince, quella storia del VAR. Continua a non convincermi assolutamente. San Culino, come lo vedi contro il Milan? Bisogna vincere al 90%. Che significa vincere al 90%? Per me bisogna vincere sempre. Poi anche un pareggio nel Milan non sarebbe male. Il Napoli non sa pareggiare. Questa è la notizia di quest'anno. Lo vedete nelle statistiche. Pareggi 0. 0, 0, 0, 0, 0. Quindi se il Napoli non pareggia, anche un pareggio col Milan potrebbe tornarci utile. Ecco perché il Napoli non deve cercare anche per forza la vittoria. Un pareggio potrebbe anche essere interessante. Però dipende da come si mette la partita. Io non firmo prima, assolutamente. E vediamo perché il Milan ha perso con il Lille, con il Verona l'ha agguantata all'ultimo respiro. Quindi non è detto che dobbiamo partire, sai, con la cosa. Rispetto sì, ma paura mai. Direi rispetto sì, ma paura mai. È anche bello così, vittoria di prestazione che ha suscitato emozioni, arbitraggio, unica vera nota negativa. No, ma veramente Fabio, c'è un arbitraggio scandalosissimo, scandalosissimo. Luigi Cicatello contro il Milan, quindi contro Teo Hernandez. Chi schiereresti a destra? Dovremmo coprirci con gli Usai? Ah, non lo so, Usai può essere una soluzione, ma lo stesso Di Lorenzo, se sta bene, lo può seguire. Io voglio anche impegnarlo, Teo Hernandez, capisci? Perché se schieri gli Usai, lasci campo. Lasci campo a Teo Hernandez ad attaccare. Se invece lo impegni, vedete Hakimi, che lo impegnava e quindi molto spesso gli scappava dietro. Il Napoli deve essere coraggioso, non credo che dobbiamo aspettarli, assolutamente. Dobbiamo anzi impegnarli. Ibra K2 sarà una grande sfida. Speriamo sia una sfida pulita, perché sappiamo che Ibrahimovic il gomito lo alza. E speriamo bene che sarà. Io voglio vedere una partita gagliarda, sinceramente. Poi il risultato vi avverrà o non verrà, non ha importanza. Gennaro dice: Scusa, ma questi arbitri non hanno delle punizioni? Bella domanda. Loro vengono puniti quando vanno al VAR, eh? Cioè, ogni volta che vanno al VAR e cambiano una loro decisione, vengono puniti. Quindi viene punito lo stesso. Paradossali. Paradossali quelli che si lamentano del fatto che Mertens è troppo lontano dalla porta e quindi è più importante che segna Mertens o che vinca il Napoli. Non devo nemmeno commentare, Francia, hai detto tutto tu. Hai detto tutto tu.
Angela, Vale, secondo te chi potrebbe essere l'uomo partita per noi contro il Milan? Io penso che possa essere Lozano. Angela, non lo so, vedremo anche se giocherà. Lozano ha fatto una grande partita stasera. Politano era comunque in gran forma, quindi vedremo chi starà più in forma. Gattuso li vede in allenamento. Gattuso decide chi si sta facendo delle grandi passeggiate oppure chi merita di giocare. Quindi non faccio previsioni finché non li vedo scendere in campo veramente. Se li aspettiamo e giustamente ne prenderemo e dobbiamo attaccare, siamo più forti. Ibra alza il gomito e KK alza un'altra cosa. Aspettando il Forza Napoli collettivo, allora il grande animatore è animatore, vabbè. Perché A613, no? Invece di moderatore ho detto animatore. Gli fa la famosa animazione, no? Dei villaggi. Ragazzi, mi metto gli occhiali. Dove siete? Dove mi... Ah, sì, penso un po'. Però al mio 3, non è che dovete partire e dirlo, dovete preparate la tastiera. Voi scrivete punto esclamativo. Forza Napoli. Tutto attaccato, tutto minuscolo quando io vi dico 3. Ok? Con calma. Aspetto un attimo che voi lo scrivete e quando poi io vi dico via, perché sempre come si dice, la citazione a Tommaso Bianco, io vi dirò via. Quindi 1, siete pronti? Facciamo impazzire, stavolta salta il server. 2, 3, via! Punto esclamativo Forza Napoli, via! Tutti insieme, vai! Che tra un po' io probabilmente devo andare anche a fare pipì perché sto bevendo come un dannato. Non ho avuto modo di avere l'amico Bellino perché c'era l'eco e tutte le compagne belle. Ah, state scrivendo? Vedete, ora sicuramente voi lo state scrivendo e il server sta impazzendo. Eccoli qua, tutti insieme. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Bravissimi. Bravissimi. Ah, ecco qua. Voglio aprire anche la chat dall'altra parte, perché magari io posso vedere, capito? Leggo di qua, leggo di là. Posso illuminare, ma posso anche vedere. E magari, se non salta tutto, perché potrebbe anche saltare tutto. Sono esperimenti. Quando uno fa l'esperimento, poi capisce. Ovviamente deve stare in muto, perché se no sta in muto mi sentite 500 volte. Magari in un momento. E anche la chat dall'altra parte. Muto, Perché muto. magari io posso... Muto. L'avete sentito per un attimo. Per un attimo proprio. Mentre state ancora facendo impazzire il bot. Che va bene così. E adesso recuperiamo anche i messaggi principali della chat. Vedi come siete più belli? Mi piace di più quella là di YouTube perché la chat di YouTube mi fa vedere tutti i belli amici bellini abbonati, tutte le cose. Questa qua è un po' fredda. Mi permette ovviamente di mettere queste cose belle in chiaro, no? Se esce un nuovo server e posso metterle così, altrimenti dovrei fare gli screenshot, ma sto praticamente imparando delle cose nuove. Gervilla non ti fa il Napoli e giustamente resta per come sta. Ma va bene così, Gervilla, siamo tra amici comunque. L'importante è che non tifi Juve, anche se ti fassi Juve ti accetteremo lo stesso, ma ovviamente vedi, anche il comando Sky fa molte mi consenta. Ancora l'eco? No, non è possibile. DC, non è possibile. Allora, ragazzi, è il momento del quiz. È il momento del quiz. A quanti like stiamo? A quanti like stiamo? 180 solamente? Eravamo, cioè siamo tipo 130 adesso, quindi vi siete, cioè 120, 140, vi siete dimenticati, tu, parlo a te, perché tu ti stai guardando la live, stai bello spaparanzato, magari sul divano, o sul letto, perché è tardi di notte in Italia, stai sul letto, bello, ti stai guardando la live col tablet, te lo stai guardando e te la stai godendo, però giustamente ti sei dimenticato, ma io ti capisco, anche io mi dimentico sempre di mettere i like sulle live, ma è così, ecco perché io lo devo dire, e quando te lo dico però tu lo metti.
Metti il like e arriviamo almeno a 200. Credo almeno a 200, non lo so. È presto per il segreto? Sì, è presto per il segreto. Mo' vediamo. Il buon Elpidio non fa mancare il suo Forza Napoli e tutti quanti. Il problema non è la Juve, ma è la sudditanza, i lecchini che stanno appresso a questa società. Hai ragione, Marat. Extreme no, con il telefono. Ah, vedi, tu stai con il telefono, ma hai messo il like. Molto bene. Molto bene, ragazzi, molto bene. Allora, di cosa avete paura? Avete paura del Milan? Avete paura della Roma? Perché la Roma comunque ha fatto il suo dovere. Nel frattempo, anche PayPal, l'amico Giuseppe Luvrano, a cui devo dare soddisfazione in questo modo. Non manca il supporto di PayPal, ragazzi, grazie mille, amico Giuseppe, perché voi sapete, no, che YouTube a volte si trattiene delle cose, mentre a volte PayPal c'è una fee più piccolina che dipende poi da dove state nel mondo, però è tutto supporto, è tutto supporto. Io con tutto questo supporto chiamerò la mia cosa di internet per farmi sistemare bene i prossimi live, non ci sarà l'eco e tutte queste cose qua, perché non c'è più, cioè è proprio complicato, io finirò a fare solamente i video, quelli là, quelli là normali, perché ci sono troppi problemi tecnici, sono troppo così. Ho paura solo di noi stessi, ecco, vedi? Lui ha paura del Napoli, Massimo ha paura di noi stessi, vedi? Ho avuto paura solo della Juve, infatti ce ne ha fatti tre. Ecco. Vedi come sono sottili i commenti degli amici bellini. Vediamo qua. Chris 8. Quanto odio gli italiani che esultano per la vittoria di Biden. Gli vorrei urlare, ma cosa esulti, cosa te la cambia? Amico, cambia. Cambia tanto a livello globale. Io non voglio entrare in politica, ma una cosa la devo dire. Una cosa la devo dire. Il discorso che ha fatto Biden dopo la vittoria era un discorso di unità, ok? Un discorso di unità. Ha detto sì, chi mi ha votato e chi non mi ha votato, perché deve rendersi conto che 78 milioni hanno votato a lui, ma 70 hanno votato a... Insomma, i numeri quelli sono. C'è un metà America che ha votato per Trump. Se avesse vinto Trump, il discorso sarebbe stato: li abbiamo schiacciati, siamo i più forti, l'America... Purtroppo Trump, come Salvini, ha portato avanti un discorso di odio, di... Vedi? Le metto qua, Luigi, vedi? Ha portato avanti un discorso di odio, di differenze, di divisione continua e si riflette nel mondo. Si riflette nel mondo perché da tutte le parti poi dopo ti senti anche giustificato ad odiare il diverso, il prossimo. Ah, quello è nero, quello è giallo, quello è asiatico, cioè, gli immigrati ci portano via il lavoro. Basta nel 2020, basta. Allora io Biden politicamente non lo giudico perché non conosco, cioè era il vicepresidente di Obama, non lo so. Politicamente mi interessa poco, anche perché il Senato è ancora repubblicano, quindi potrà legiferare poco a livello democratico. Era importante togliersi da mezzo il personaggio arancione con la cosa così. Questa è la mia opinione, la mia opinione è rispettabile o meno. Il personaggio via a fanculo perché adesso twitta per i fatti tuoi. Sei un milionario che twitta, ma da presidente ti sta zit in parecchie occasioni e non lo ha fatto e ha preferito disseminare odio. Ecco perché sono io da italiano che vivo qua, sono stato contento della vittoria, non ho votato perché non posso votare, però parentesi chiusa sulla politica perché è importante parlare di calcio, di pallone, assolutamente di pallone. Ah, allora, vediamo un pochino. Torniamo a parlare di calcio, eh? Torniamo a parlare di calcio. Fatemi togliere anche la donazione di Luigi, altrimenti sempre di politica si parla. Ecco a voi come passare il tempo. Blade Trinity.
Sì, se stai passando il tempo seguendo la mia live mi fa piacere. Comunque, appena in tuo parere, sbagliato, il nostro Napoli non riesce, fammi leggere, non riesce proprio a tirare prima dell'area di rigore, ma Gattuso non fa prove per segnare così. Extreme 4K, quando c'è lo spazio il Napoli tira. L'abbiamo visto con Lozano, con Lozano, scusatemi, con Politano, lo abbiamo visto con Insigne, col Benevento. Il Napoli quando c'è lo spazio tira, quando chiudono le linee è inutile, dovrebbero poi tirare sulle gambe degli avversari. Sarebbe come perdere il pallone, ecco. Anche io, scusate il ruttino, anche io preferirei che ci provassero un po' di più. Anche un tiro fuori, anche un tiro per spezzare il possesso palla così, per tenere in apprensione un pochino il portiere, sì, però ci deve essere lo spazio, altrimenti, voglio dire, perdi palla. Allora è meglio farli mantenere il possesso palla e non li fai tirare a loro. Hai detto agli amici bellini della novità di Telegram e di cosa si tratta? Ripeto per chi si è collegato adesso, grazie 613, che abbiamo aperto un canale Telegram che trovate il link in descrizione, ovviamente anche se lo cercate come Caffè Napoli 1926 si trova, Telegram, t.me, Caffè Napoli 1926, anzi vi faccio proprio lo screenshot, vai volante, screenshot inequivocabile che posso mettere tranquillamente qua nel mio programma perché questi sono i potenti mezzi del Caffè Napoli, alle volte funzionano, alle volte c'è l'eco, alle volte non funziona niente, ma in questo caso ce l'abbiamo fatta, eccolo qua. Questo è il link. Da questo canale voi potrete ovviamente sapere perché manderò le notifiche quando ci sarà un nuovo video o quando andrò live. Visto che sappiamo, c'è la scritta Restream, visto che sappiamo che YouTube ogni tanto fallisce, non manda le notifiche a tutti e quindi diventa un peccato perché io vado live, mi sgolo e nessuno poi fa. Guardate chi mi sta chiamando? La Spectrum. Rispondo perché domani abbiamo un appuntamento, rispondo qua in diretta con voi. Hello? Hello, this is Spectrum. Para español, marque 8. Eh? Per spagnolo perché? No, io Your parlo in... technician is scheduled to arrive tomorrow, Yes. Monday, November I know. 9th, I know. between 11 11, yes. a.m. I know. and 12 p.m. That's Appointments fine. on average take between 1 and 3 hours. Please note an adult with photo ID must be present during Sono our adulto, visit. ce l'ho la foto Learn ID. how we keep service visits safe at spectrum.net/safe-visit. Non c'è bisogno. Spectrum.net/safe-visit. I know. If you need to reschedule, press 2. No. If you need to cancel, press 3. I don't need to cancel. To repeat this message, please press star. No, it's fine. Just come and fix my internet. Your technician is scheduled to arrive tomorrow, Lo Monday, so, lo so. November 9th, between 11 Ah, ma capì? a.m. Ma come chiama a fa? 12. Vabbè, basta. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Come avete capito, dovete venire, dovete fare sicuro che il mio internet funzioni. Vedi, mentre mi scrivevano, vedo la mia connessione che va giù. Vedo proprio che va giù. Vedi, 0 su 10, connessione 1 su 10. Non è possibile. Non è possibile assolutamente questa cosa qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, non era una supercazzo. Il nostro amico Renato ci dice Napoli 2, Milan 2. Io non firmo per questa cosa, ma se dovesse arrivare non ci sarebbe problema. Un pareggino dopo tutte queste vittorie e dopo una sconfitta col Sassuolo e basta. Ci può anche stare. Bisogna anche stare attenti alle AO, sicuramente. Sicuramente Sanculino, ma insomma, se loro hanno le AO, noi abbiamo Simen, se loro hanno Ibra, noi non abbiamo Ibra. Questa è la differenza grossa, ragazzi. Questa è la differenza grossa, mentre il Nightbot vi ricorda. Vedi? Abbonati per supportare il canale ed entrare nel gruppo Telegram esclusivo, perché quello è il gruppo Telegram, mentre il canale Telegram, questa è la differenza. Ferrari, ciao, ti avevo visto. Allora, Osimhen la tocco con la mano involontariamente cadendo. Vistosa trattenuta, sì, ne abbiamo parlato, è stato uno scandalo. Ah, Favabon, tra l'altro amico milanista. Teo vuole di Lorenzo. Se dominate il centrocampo avete l'opportunità di vincere. Vedo un pari, vedi? E molti stanno parlando di questo pareggio.
Pensi che la Juve sia in crescita? Sinceramente non lo so. Non ho visto, ammetto, non ho visto la partita con la Lazio. La Lazio l'ha recuperata all'ultima a tutto, però ho visto, ho sentito anche di notizie, insomma, decisioni un pochino discutibili. Certo, non è che hanno distrutto la Lazio, stavano 1-0 fino alla fine. E non lo so, non lo so. Non credo che siano in crescita, però poi vedremo. Nella reazione alla partita hai detto di essere dislessico, questo ti ha dato problemi con l'inglese, ma sono dislessico a tempo determinato, non sono proprio dislessico. Ogni tanto sposto una lettera nella seconda parola e viceversa, ed è precisissima. Non so se quella è dislessia o se la dislessia è solo quando tu leggi una cosa e ne vedi un'altra. Non ho esattamente il problema diagnosticato, però io credo che il problema mio attuale è parlare con voi in italiano, poi tornare alla vita reale e parlare inglese tutti i giorni per parecchio tempo al giorno. Questo mi sta creando un po' di difficoltà perché sì, l'italiano è sempre la mia lingua principale, però quando poi parli tutti i giorni in inglese, alcune cose non ti vengono in italiano. Adesso che sto facendo i video con voi, mi sto riabituando a parlare un pochino di più in italiano. Scream l'assassino ricomincia con i soliti nomi di calciomercato. Amico mio, Soboslai, Sabalai, lo so, Soboslai, lo so, è fortissimo, ma tutte le squadre vogliono il Soboslai. È inutile parlarne adesso perché siamo lontani dal calciomercato, sicuramente non è un'operazione da gennaio. Eh, tutti dicono Caicedo e fanno bene a dire Caicedo non per il calciomercato, ma per il gol fatto all'ultima tutto, come si dice in napoletano. Con tutto il rispetto per Pirlo, io credo che la Juve necessiti di un allenatore con esperienza. Il maestro era un maestro in campo, non in panchina. Renato, hai ragione, assolutamente hai ragione, ne deve mangiare di pane azimo. Eh? Deve essere sì, in effetti sto andando un po' in difficoltà, però c'ha pozza fa. C'ha pozza fa. Scream l'assassino, boom, che ha fatto? Si è iscritto? Che è successo? Che sta succedendo? Non leggo niente, non vedo niente. Che sta succedendo? Fatemi vedere, uscite i like. Manca solo Cane Pazzo. Cane Pazzo sì, è venuto a mancare nella, nella live, ma è anche tardi, magari stanno dormendo. Ci sono molti tipi di dislessia. Questa cosa mi interessa, vedi? Diciamo molti con altri simili. E allora può essere che ce l'ho, nel senso che ogni tanto prendo una cosa. Cioè, l'esempio che ho detto oggi, non so se tutti hanno visto la reazione, ho detto, invece di dire a spizzichi e bocconi, ho detto a pizzichi e sbocconi. Cioè, ho preso la S da spizzichi e l'ho messa dopo bocconi. Non lo so se quella è dislessia, ma lo sto facendo spesso, che sposto una lettera di qua e di là e non lo so perché. Non lo so perché. Comunque, ciao amico Bellino, ti volevo suggerire di aggiungere il link al canale Telegram in descrizione. L'ho fatto, amico Bellino. È in descrizione. È in descrizione. Allora, Gerbilla, Chris, ma tu che ne sai di dislessia e falla finita, sei inscemunito, scusate amici. Ma, Gerbilla, tu sei invece dislessica, ce ne puoi parlare tu? Se tu ne sai, faccelo sapere e scopriamo se lo sono anch'io oppure no. Amici bellini, vi mando un saluto, salutiamo l'amico Fabian. Fabian, ma perché ti voglio chiamare Fabian? Fabio Kafab. Questa pure è una sorta di dislessia, secondo me, non lo so. Non lo so, la dislessia nella lettura, nel linguaggio si chiama afasia, vedi? Lud Barton, vedi? E allora sono afatico, afasico. Assurdo, Valvare guarda solo la mano, non ci daranno mai un rigore, stavamo per pareggiarla, assurdo. Biagio, Toraldo, lo so, purtroppo dobbiamo capire se questo è un caso oppure se ci troviamo di fronte a una situazione che si ripeterà, speriamo proprio di no, eh? Ecco un'altra testimonianza, carissimi, io sono all'estero da 25 anni, a forza di parlare un'altra lingua, a un certo punto il tuo cervello funziona in mode dual, esatto, cioè
splitti, no? Splitti i due linguaggi a seconda anche dell'argomento alle volte, no? Quando parlo di calcio mi è facile parlare in italiano perché ne parlo sempre in italiano. Quando parlo per esempio del gaming, immediatamente I become an English speaker because I always did the gaming online playing with English people. So that's why when I start speaking in English I never stop. So it's bene che non parlo inglese, altrimenti non lo riacchiappo più. Non lo riacchiappo più. Però ieri ho dormito un pochino meglio, eh? Un pochino ancora non è bene, ma ieri ho dormito un po' di tempo e quindi sto fuori no, sto recuperando, sto recuperando. Allora, vediamo un pochino. Magari fossi Fabian, dice così, ma posso chiamarti anche Fabian? Ti chiamo Fabian allora, perché mi è più facile. Il cervello cerca sempre il modo di esprimere le cose, quindi spesso ti ritrovi a dire le cose con la versione più veloce. È vero, è vero. È capitato nei messaggi che ci siamo mandati, Martin. A un certo punto sei partito con l'inglese ed era giusto continuare con l'inglese. A cosa giochi solitamente? Loot Barton, c'è un giochino che si chiama Castle Crash, che mi tiene azzeccato. Heroic Magic Duel sono un paio di giochi così sul canale Fluidzot, che è sempre youtube.com/Fluidzot, e quindi così, ma non gioco perché gioco solo sul cellulare, non ho PlayStation, non ho Xbox, non ho niente, quindi solo i giochi da cellulare. Buonanotte Marco Aveta. Pasqua è lo stesso di Napoli-Bologna di un anno fa di Svanberg su Manolas. Vedi, io poi non me le posso mai ricordare queste cose. Grazie, Luis. È così, è così. Tornano sempre e non imparano mai. E non imparano mai. Grande Lozano, assolutamente grande partita. Non gioco a FIFA. Scarica di StarCraft. Non lo so, ragazzi, non tengo tempo, manca. Non tengo tempo. Gerbilla, per esempio, con Gerbilla ci conosciamo grazie al giochino, per esempio. Il problema del rigore su Osimhen è di regolamento. Il VAR, e l'abbiamo parlato, Marco, il VAR non può chiamare l'arbitro per le trattenute perché l'intensità si valuta solo, si valuta solo sul campo. Ma è una stupidaggine perché se poi il VAR non vede, cioè, il VAR non può giudicare l'intensità, ma se il fallo di mano viene dalla trattenuta, che sia leggera o forte, non può non averlo influenzato. E quindi, hai capito? Non va buono, non va buono così. Così non mi trovo. Non mi trovo, c'è un problema. Il regolamento non può funzionare così. 195, ragazzi. Ah. E allora ci siamo quasi. Allora io direi, ascoltatemi bene, ma che direi? Io vi metto un attimo di musica. Patrizio Boccanfuso, che fai? Lavoro a New York, faccio musica. Quindi io vi metto un attimo di musica mia che voi conoscete. Qualcuno non la conosce, qualcuno sì, e vado a fare la pipì. Perché è così che si fa durante le live. Quando torno voglio vedere 205 like. Se non li vedo me ne vado senza dirvi il segreto. Ciao, ciao, ciao. Quando torno ho detto.
Li avete lasciati like. Li avete lasciati like. Li avete lasciati. 198. 198. Dai. Dai. Amore. 198, amore. Boh, farà caldo, quindi tra poco me ne vado. Devo assolutamente... Juventus quest'anno manco un titolo. Non lo so, sai Luca Delise, io credo che alla fine recupereranno, però non giocano bene. Musica da sciammera. Ragazzi, hanno tolto i like. Li hanno messi e l'hanno tolti. 199, ci siamo quasi. Poi ci sono sempre i 2 dislike che fanno grande numero. 200, eccolo qua, grazie. Amori bellini, allora voi dovete capire una cosa, io in questo momento, per voi la nottata è finita perché giustamente andate a riposare, eccetera, eccetera. Io vado invece a studiare la situazione del doppio dell'eco, perché gli ospiti che si sente l'eco non è possibile, quindi la mia giornata è appena cominciata. Vado a capire, domani viene quello di internet, vado a capire tutta questa roba qua, vi voglio un sacco di bene, grazie per tutto il vostro supporto, sapete che il segreto non è un segreto, alla fine è giusto perché quando uno clicca su finisci live, ecco che non è sicuro che poi è finita, e allora uno clicca live, però vi voglio bene, però tutto il vostro supporto, tutte le vostre le donazioni, il fatto che vi siete iscritti, i nuovi abbonati, non riesco a ringraziare